Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione. Un buon 2024 a tutti voi telespettatori di Antenna 3. Dunque ripartiamo con l'informazione dalle 12 in poi, come sempre fino alle 13:30 per raccontarvi il territorio. Allora inevitabilmente faremo subito un bilancio anche del Capodanno e anche delle ore successive al Capodanno, queste prime 48 ore di 2024 in Veneto, a partire dalla cronaca. Allora, come sappiamo è stata una nottata difficile quella di Capodanno sulle strade del Veneto, con un incidente mortale avvenuto in A4 all'altezza di Monastiere. La vittima è un ex poliziotto molto noto a Chioggia, e poi la strage sfiorata a Jesolo con un bus turistico che si è capovolto, e poi a Ponte della Priula 24 ore dopo, quindi ieri sera, quando un'auto è entrata sfondando la vetrina di una nota gastronomia della zona. Allora il punto con Christian Arboit. La comunità clodiense e il mondo della polizia sono in lutto per la morte di Giuseppe Cavaretta, il 72enne ex sovrintendente capo al commissariato di Chioggia, morto nella notte di Capodanno in un tragico incidente stradale mentre con la moglie Vincenzina tornava da una serata di festa trascorsa a Trieste. Sono le 3 di notte lungo l'autostrada A4 quando nel tratto trevigiano di Monastera, tra gli svincoli di San Donà e Meolo Roncade, l'uomo perde il controllo della sua Peugeot 3008 che finisce la sua corsa contro le barriere che delimitano i sensi di marcia. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo all'uomo, mentre la donna è stata stabilizzata e portata dal SUEM all'ospedale di Mestre, dove è stata ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva, ma sarebbe fuori pericolo. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Mestre, Mota di Livenza, la Polstrada e il personale di Autostrade per un intervento durato fino all'alba. Oltre a Vincenzina, Cavaretta lascia i figli Simone e Luca che si sono recati alla polizia stradale di San Donà per i necessari adempimenti, ma quella di Capodanno per operatori del soccorso e delle forze dell'ordine è stata una notte di vera mobilitazione. Poco prima, alle 2:30, un pullman a 2 piani con 79 persone a bordo che stava rientrando da Punta Sabbioni si è rovesciato in via San Pio X, appena fuori dal territorio iesolano. I pompieri arrivati da San Donà, Jesolo e Mestre hanno messo in sicurezza il mezzo adagiato su un fianco, finendo di estrarre le persone ancora all'interno, tutti turisti bosniaci che avevano assistito ai fuochi pirotecnici. I feriti in forma lieve sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM, diverse le ambulanze che sono confluite in via San Pio X ad accertarsi della situazione, lo stesso sindaco Christopher De Zotti. Quasi tutti sono potuti rientrare a casa con un nuovo pullman messo a disposizione nelle ore successive. Probabilmente a evitare la strage è stata la bassa velocità con cui il mezzo procedeva. Tutti si sono attivati per gestire una possibile maxi emergenza, ha detto all'Indomani il direttore generale dell'ULS 4 Mauro Filippi, e poteva avere un esito diverso anche l'incidente che si è registrato ieri sera a Ponte della Priula, quando alle 19:30 una Toyota Auris ha sfondato la vetrina della gastronomia Le Papere, fortunatamente chiusa per il Capodanno. L'auto, con a bordo 2 giovani, è piombata nel locale dopo aver abbattuto anche un vaso di fiori all'esterno prima di fermarsi contro il bancone della gastronomia. Nonostante la tragedia sfiorata, le indagini sono in corso per stabilire le responsabilità. Ingentissimi i danni. Allora lo raccontava proprio al termine di questo servizio Christian Arboit, la tragedia sfiorata a Ponte della Priula, dove si trova la nostra Anna De Roberto. Anna, buongiorno, insieme a Simone Merlo. Sì, eccoci Nicola, buongiorno. Le Papere, la gastronomia citata appunto da Christian nel servizio, è proprio alle nostre spalle, e questo praticamente quello che vedete è il percorso che ha fatto la macchina, evidentemente inserendola prima, probabilmente accelerando, forse si tratta di una macchina con cambio automatico. Confermiamo che alla guida vi fosse un ragazzo neopatentato giovanissimo. La prima, ed è entrata sfondando letteralmente questa vetrina, e quello che vedete qui sono un po' i rimasugli di quello che è rimasto. Con la famiglia Albertini sono già riusciti in qualche modo a sistemare, pulire all'interno dei locali, ma evidentemente qui stiamo parlando di danni di oltre 50.000 euro. C'è Filippo Albertini qui con me, che è uno dei titolari
della famiglia che gestisce diverse attività, oltre alle papere anche un ristorante non molto lontano da qui. Allora Filippo, poteva trattarsi davvero di una tragedia, perché voi il 31 eravate aperti, c'erano tante persone aperti qui. Ieri fortunatamente, ora lo possiamo dire, eravate chiusi. Sì, fortunatamente appunto il locale era chiuso, perché appunto come dicevi la macchina appunto è proprio entrata fino a sfondare vetrina, banco, fino ad arrivare praticamente alle friggitrici, quindi avrebbe preso praticamente tutte le persone all'interno, e invece siamo stati fortunati, perché nella sfortuna, nella tragedia, che di certo non ci fa piacere, però bisogna guardare il lato positivo, che non c'era nessuno, anche perché si trattava appunto di due ragazzi neopatentati che evidentemente in fase di manovra, invece che frenare, hanno accelerato, e poteva quindi succedere in qualsiasi momento. Diciamo che immagina che ci sia stata un'accelerata, proprio perché all'interno noi siamo entrati, Nicola, c'è proprio un pezzo di muro sfondato, quindi la macchina insomma andava ad una certa velocità. Sicuramente, adesso non abbiamo capito se era parcheggiata ed è partita, o se stava parcheggiando, quindi ha continuato la corsa dalla strada, perché i ragazzi erano abbastanza sotto shock. Adesso non ero presente io, ma è arrivato mio padre e mia madre, appunto, che erano nel ristorante che gestisce mio padre qui a pochi passi. Sono arrivati praticamente subito. Sono stati sottoposti i ragazzi anche ad alcol test ed esami tossicologici, tutto negativo? Sembrerebbe di sì. Sì, ma i ragazzi sembravano sani da come mi hanno raccontato, e poi parrebbe che sia stato appunto confermato. Come danni adesso avete già fatto una prima stima, e come ripartirete adesso in questi giorni? Allora, intanto dico che se qualcuno ha voglia di una fritturina qui a Ponte della Priula, c'è il ristorante Cadiponte di mio padre, che sicuramente, in cui trasferiremo le papere direttamente da domani. Però penso che qualche mese ci vorrà, purtroppo, perché appunto i danni non sono solo ai serramenti, ma anche appunto alla spalletta del muro, quindi probabilmente non escludiamo qualche intervento anche dei muratori. E poi c'è da rifare bancone e via dicendo. Adesso stiamo vedendo se le friggitrici sono danneggiate o meno, ma è così. Possiamo dire che abbiamo iniziato l'anno col botto. Lei scherzando diceva faremo un drive-in adesso. Abbiamo detto che non sia il segnale che forse c'è bisogno di un drive-in. No, bisogna comunque sempre essere positivi e cercare di guardare le cose positivamente, perché veramente potevamo e potevano farsi veramente male delle persone, anche perché è proprio una fatalità. Così. Allora, eccoli qua, questi sono i resti, vedete praticamente la vetrina distrutta. Tra l'altro, appunto, Filippo è stato avvisato attraverso un messaggio e una fotografia che forse sono le stesse immagini che state mostrando voi, che ritraggono l'interno completamente distrutto, e comunque una famiglia che adesso va avanti, e andando avanti con le vostre attività ci vorrà qualche mese di tempo, insomma, almeno possiamo dire che la tragedia è stata evitata. Non si è fatto male nessuno, adesso si prende, si riparte e avanti, ci mancherebbe. Ecco Nicola, da Ponte della Priula è tutto. Grazie Anna De Roberto, grazie al tuo ospite, anche complimenti per l'intraprendenza. Insomma, superare una cosa del genere non è semplice, fortunatamente nessuno si è fatto male. Allora, la notte di Capodanno, i petardi, nonostante i botti vari che sono stati vietati, in molti comuni ci sono stati ovviamente i botti illegali, c'è un 26enne di Pieve di Soligo al quale un petardo è esploso sul viso, ferendolo gravemente, rischia di perdere un occhio. Sono rimasti feriti gravemente anche due amici di Campo San Martino, siamo nel Padovano, mentre costruivano un petardo artigianale. Hanno cercato di costruire in modo artigianale un fuoco d'artificio per festeggiare il Capodanno, ma l'ordigno è esploso improvvisamente.
Il bilancio di 2 persone ferite e trasportate al pronto soccorso di Campo San Piero. I 2 amici, entrambi di Campo San Martino, di 39 e 40 anni, hanno riportato gravi bruciature alle braccia mentre maneggiavano questo ordigno, che è esploso mentre i 2 lo stavano completando senza fare in tempo ad allontanarsi. Il tutto nonostante l'ordinanza comunale che vietava l'uso di fuochi d'artificio. Per loro, trattenuti in ospedale in osservazione, la prognosi è di una decina di giorni. E poi tante patenti ritirate per l'alcol, 15 in una sola notte da parte dei carabinieri in tutto il territorio della Marca trevigiana, controlli anche a Schio nel Vicentino. Denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza durante i controlli dei carabinieri di Schio effettuati durante le festività per prevenire le stragi del sabato sera. I controlli sono stati effettuati a Schio, Torre Belvicino, a Piovene Rocchette e a Velodastico. Per tutti e 4 i conducenti trovati positivi all'alcol test, di età comprese tra i 60 e i 20 anni, è scattata la denuncia in stato di libertà per l'ipotesi di reato di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, nonché il ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza. Lasciamo per un attimo il Capodanno e queste ultime 48 ore di controlli e di interventi. Andiamo a Mestre, dove l'anno riparte parlando di sicurezza, e c'è un punto di Mestre che preoccupa molto. Ce lo ricorda Anna Maria Parisi in collegamento in diretta. Buongiorno Anna Maria e buon anno. Buongiorno Nicola, buon anno a te e ai nostri telespettatori. Il punto pericoloso è questo, il sottopasso di via Ulloa tra Marghera che porta verso la stazione dei treni di Mestre. Qui che si sono verificati nuovamente altri episodi di molestie ai danni di donne e ragazze e anche donne anziane. Vengono avvicinate, importunate, appellate in modo osceno e seguite da personaggi decisamente sgradevoli. Gli episodi accaduti nuovamente tra la notte del 30, quindi il 31 dicembre e con il primo dell'anno. Chi sono queste persone che importunano queste donne e ragazze? Sono tossicodipendenti che lungo il sottopasso trovano l'angolo per farsi una dose di eroina e quindi sono ragazzi anche giovani che si uniscono in gruppi, nei branchi per farsi forti e comunque molestano le donne che passano. E adesso donne che chiedono di essere maggiormente tutelate e chiedono tanto a Mestre quanto a Marghera la costituzione di un gruppo donne per strada, un gruppo che possa assistere le ragazze che non si sentono sicure a girare per strada da sole prima che succeda l'irreparabile, dicono. Noi poco fa abbiamo avvicinato una signora anziana che frequenta abitualmente questo sottopasso. Vediamo se riusciamo ad avvicinare anche questa signora. Buongiorno signora, scusi, siamo in diretta TV con Antenna 3. Sì. Volevo chiedere, lei lo frequenta assiduamente questo sottopasso? Settimanalmente. Ecco. Adesso l'abbiamo proprio fermata col fiatone. Com'è questo sottopasso? Un degrado unico, un odore pazzesco e per niente un bel vedere anche per le persone che frequentano a piedi questo sottopasso. Lei lo reputa sicuro? No, assolutamente. Perché no? Lo faccio sempre con terrore perché ci sono sempre persone che si drogano, che spacciano, un po' alterate dalla bibita e sinceramente ho paura ogni volta che lo faccio. Adesso c'è un gruppo di donne del territorio che chiede la costituzione di un gruppo a tutela proprio di loro stesse, di noi stesse. Certo. Cosa ne pensa lei? Sì, siamo arrivati a questi punti e sarebbe utile perché io ho paura ogni volta che lo faccio, sinceramente. Però è costretta a farlo perché non ci sono certo, non c'è alternativa. Sì, per te, da Mestre a Marghera non c'è alternativa. Senta, la ringrazio. Come Prego, si chiama? Cinzia. Cinzia, grazie. Grazie buon a lei, anno, a lei, buongiorno.
ecco, abbiamo sentito, adesso vediamo Nicola, altra gente, vedi questo è molto frequentato anche da turisti. Buongiorno. Buongiorno, not with us, we are tourists, sorry. Yeah, just a tourist? Yes, just ok, bye. Quindi insomma questo è un sottopasso molto frequentato perché ci sono tanti turisti che stazionano nei B&B qui a Marghera e poi prendono il treno verso Venezia, tanti studenti, anche studentesse che lo frequentano, quindi questo è un sottopasso che va assolutamente monitorato, chiedono queste donne per strada che stanno costituendo questo gruppo per far sì che questa zona possa essere un po' più sicura per tutte le donne della comunità. E da Marghera è tutto, la linea torna a te. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie davvero per il tuo contributo. Restiamo per un attimo a Venezia e anche a Mestre, facciamo vedere, tornando a parlare del Capodanno, anche dei lati positivi, insomma, della festa di Capodanno, non solo certo i controlli e i feriti. La notte di luci e musica, vediamo, per dare il benvenuto al 2024 con il fascino dello spettacolo pirotecnico in bacino di San Marco per l'arrivo dell'anno nuovo. La mezzanotte è il tradizionale appuntamento dei fuochi d'artificio che ha illuminato il bacino di San Marco. 40.000 le persone che hanno ammirato i giochi di luce dall'Arsenale e lungo la riva degli Schiavoni, riva Ca' di Dio, riva San Biagio, riva dei Sette Martiri, ma anche ovviamente dalle terrazze, le altane, le aree esterne, i plateatici e anche dalle imbarcazioni. Ci sono stati comunque una ventina di intossicazioni da alcol, 3 feriti lievi per aggressioni dovute ad eccessi alcolici, anche 3 cadute durante i festeggiamenti, quindi un lavoro comunque importante del SUEM. Questo era a Venezia, poi fra poco vedremo anche le immagini delle 10.000 persone che hanno festeggiato il 2024 in piazza Ferretto a Mestre. Insomma, non è solo degrado Mestre, ma anche la festa in piazza Ferretto, l'animazione garantita dai DJ di Radio Company, il palco montato nel salotto cittadino, vedete quante persone, illuminato a festa tra luminari e sculture. È andato in scena il format Wonder Company, che peraltro è andato in scena anche a Treviso, e ne parleremo fra poco con il comandante della polizia locale di Treviso per fare un po' un bilancio nel capoluogo della Marca. Allora, in attesa di collegarci con Bassano del Grappa per un'altra storia, vediamo invece il concerto di Capodanno che è andato in scena a Padova. Il protagonista assoluto dal palco, Francesco Gabbani. Obiettivo raggiunto e la pioggia non ha fermato i padovani. Il concerto di Capodanno in piazza Insurrezione ha raggiunto la capienza massima, circa 7.000 persone, anche con il maltempo, con il conto alla rovescia celebrato sul palco dall'assessore Antonio Bressa e dal cantante Francesco Gabbani. È la prova che il luogo funziona e che può diventare un punto di riferimento per gli eventi della città, e che intanto, in parallelo, può continuare anche il dibattito sull'abolizione del parcheggio per liberare definitivamente la piazza dalle auto. Francesco Gabbani, l'artista che ha animato la piazza con le sue canzoni di successo, ha mostrato subito di avere feeling con i padovani per un'ora e mezzo di musica e allegria, ripercorsi tutti i principali successi del cantante 42enne di Carrara, vincitore per 2 volte del Festival di Sanremo. Tracciata dal Comune la strada per il futuro, investire cioè nei concerti di fine anno anche nei prossimi anni e non negli spettacoli pirotecnici che si svolgevano in Prato della Valle, concerti completamente gratuiti, supportati dalle aziende municipalizzate e resi possibili grazie al servizio di vigilanza, ai volontari della protezione civile, al personale sanitario e alle forze dell'ordine, in questo caso con 100 uomini in campo. Allora, questo era il Capodanno in piazza Insurrezione. Già si guarda agli eventi della Befana, anche se a quanto pare non ci sarà il rogo della Veccia. Allora, Chiara Gaiani con l'assessore Bressa. Buongiorno, buon anno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo proprio in piazza Insurrezione dove stanno smontando il palco di Capodanno. L'assessore ha il sorriso nonostante la pioggia, è stata una serata da ricordare, da incorniciare.
Assolutamente è stata una bellissima serata, proprio perché nonostante questa pioviggine che ci ha accompagnato fin dall'inizio, la piazza si è comunque riempita, c'è stato tanto entusiasmo, c'è stato un importante apprezzamento anche per il concerto, in particolare di Francesco Gabbani, è stato bello festeggiare il 2024 tutti insieme con questo bel clima di festa e a ritmo di musica. Tutto si è svolto molto serenamente, non ci sono stati problemi di ordine pubblico, i controlli sono stati puntuali, quindi siamo soddisfatti perché è stata una bella serata per la città che ci ha permesso comunque ancora una volta di raccontare Padova come una città viva, attrattiva, con una bella offerta di intrattenimento sia per i padovani, ovviamente a cui pensiamo in primis, ma anche per tutte le persone che sempre di più scelgono Padova per le vacanze, per una giornata fuori porta. Ecco, questa piazza si conferma una piazza ideale, nonostante insomma in città si sia stata polemica sulla scelta di Piazza Insurrezione per eventi come quello di Capodanno, ma anche forse per concerti. Sì, noi abbiamo più location a disposizione perché abbiamo ovviamente il Prato della Valle, che è il luogo dove ospitiamo la maggior parte degli eventi durante tutto il corso dell'anno, però in questi anni abbiamo voluto sperimentare Piazza Insurrezione perché un luogo diciamo anche più raccolto per quanto riguarda l'effetto che si crea, l'atmosfera che si crea in un evento musicale, ed è un luogo più diciamo vicino al cuore del centro storico, delle piazze. Era anche questa l'occasione per dimostrare che può essere uno spazio utilizzato anche in modo diverso rispetto all'utilizzo del parcheggio, visto che c'è una prospettiva di questo tipo, e infatti molti cittadini hanno proprio apprezzato questo tentativo di mostrare Piazza Insurrezione anche da un altro punto di vista. Poi stiamo riscontrando che questo tipo di iniziative musicali con questi concertoni di Capodanno che abbiamo visto che stanno diventando un'abitudine non solo per Padova ma anche per tutte le altre grandi città italiane, sono appuntamenti che richiamano sempre più persone, quindi non è escluso che si possa anche tornare in Prato anche a Capodanno, proprio perché se vogliamo continuare in questa direzione è possibile che ci siano scelte anche di questo tipo. La cosa importante e bella è che Padova ha tanti spazi belli, importanti da valorizzare, e quindi abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Ecco, ha parlato di Prato della Valle, assessore. Prato della Valle sarà la location per la festa della Befana. Non ci sono stati fuochi, tra l'altro era proprio giorni di bollino rosso, insomma siamo al verde oggi a Padova, e anche non ci sarà il rogo della Vece per la Befana. Che festa della Befana state costruendo? Sì, allora c'è questa ordinanza regionale che impedisce di sparare i fuochi d'artificio, così come di accendere i falò celebrativi con una presenza di PM10 in allerta gialla-arancione. Questo ci ha portato già dall'anno scorso a decidere che piuttosto che arrivare all'ultimo e magari dover annullare l'evento, è bene mettere in campo dei format che siano rispettosi di questa normativa a prescindere dalle condizioni dell'area. Dopodiché si vuole anche lanciare un messaggio, è un'occasione questa dei grandi eventi anche per andare nella direzione della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente, e anche per lavorare per una aria più pulita che dobbiamo respirare tutti i giorni. Quindi che festa sarà? Sarà una festa con al centro della scena la grande marionetta come l'anno scorso che impersonifica la Befana, poi la distribuzione di migliaia di calze anche con i trampolieri, con tutta un'animazione per soprattutto i bambini, tanti che verranno, e poi il momento più atteso in realtà è quello dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco hanno un'esibizione particolare quest'anno perché faranno volare una Befana e vedremo in che modo, quindi diciamo ci sono tutti gli elementi per una festa soprattutto dedicata alle famiglie e ai bambini. Teniamo le caratteristiche tradizionali della Befana che è al centro di questa festa, ma la facciamo evolvere con più rispetto per l'ambiente e per l'aria. Una Befana 3.0, allora sarà tutta da vedere. Nicola, io ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotti e ovviamente l'assessore Antonio Bressa, e da Padova ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani, grazie all'assessore Bressa. Restiamo però a Padova per parlare di influenza. 250.000 padovani a letto con l'influenza tra Natale e il Capodanno, 500.000 in tutto il Veneto, il picco atteso proprio in questi giorni.
Se si ha una sintomatologia respiratoria non sottovalutatela, nel senso di non andare a fare gli auguri, anche se è importante, a persone anziane, perché può essere appunto motivo di trasmissione di influenza o di Covid. Febbre alta, tosse persistente e raffreddore sono 250.000 i padovani che hanno trascorso a letto la settimana tra Natale e Capodanno, ma il picco è atteso in questi giorni e allora l'attenzione si sposta sugli anziani e le persone più fragili con un caloroso consiglio. Si può prevenire la bronchiolite informando i genitori. I genitori di bambini così piccoli che hanno 1 mese, 2 mesi non sanno di questa malattia. Certe volte bastano precauzioni molto banali, mettersi la mascherina se si ha raffreddore, lavarsi le mani con il gel, non baciare il proprio bambino di 1 mese se si ha raffreddore. Sembra una cosa disumana, ma in questo modo si evita di trasmettergli questo virus che poi nel bambino piccolo causa la bronchiolite, in un adulto causa un banalissimo raffreddore. L'ondata è arrivata prima degli scorsi anni, come previsto dai sanitari durante la campagna vaccinale. Covid e virus influenzale stanno circolando con un aumento dei casi anche in età pediatrica. 800 gli accessi al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera nella settimana di Natale. Tra i neonati numerosi casi di bronchiolite, patologia causata dal virus sinciziale, la cui frequenza è aumentata dopo la pandemia, molto pericolosa soprattutto per i neonati. Allora adesso dovremmo essere in collegamento con Bassano del Grappa, sì, vedo Vanessa Banzato, buon anno Vanessa, e un anno che si apre con una polemica di cui abbiamo già parlato ma che adesso vede una svolta. Buon anno a te Nicola, davvero a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, ci troviamo in quartiere San Lazzaro, siamo esattamente in via Prea Bassano del Grappa, perché proprio oggi 2 gennaio 2024 sono iniziati i lavori per allestire una piattaforma, un'area che andrà ad ospitare poi almeno 2 carovane di nomadi. La protesta c'è perché i residenti dicono abbiamo trovato i lavori che stavano cominciando e noi non ne sapevamo praticamente nulla. Con me Stefano Facchin, già presidente del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa, oggi consigliere del gruppo misto, e Giovanni Lazzarotto, che sono due residenti. Iniziamo proprio da Stefano Facchin, perché come un fulmine a ciel sereno sono iniziati i lavori e voi non ne sapevate nulla, o perlomeno avevate magari sentito qualcosa, ma di ufficiale non c'era assolutamente nulla. Questa è l'amara scoperta del 2 di gennaio del nuovo anno, questo è il regalo per il nuovo anno. I residenti mi hanno chiamato dicendomi che sono iniziati i lavori per la realizzazione degli allacciamenti per poter portare poi qui la famiglia che adesso è situata in caserma Fincato. Non ne sapevamo nulla. Ho chiesto all'ex presidente del Consiglio di quartiere se per caso era stata messa a corrente, mi è stato detto di no. Questo è il modus operandi, se si fanno le cose non si informa nessuno. Cos'è che temete soprattutto voi? Qual è il vostro timore maggiore? Ma il timore maggiore è quello che poi alla fine da venire abitata da una singola famiglia a questo luogo possono arrivare molte altre carovane, molti altri nomadi, e diventi a tutti gli effetti un campo nomadi, che questo sinceramente a San Lazzaro non piace, non va bene, ma non perché in questo caso ce l'abbiamo con la famiglia che dovrebbe venire qua, ma proprio per una questione di principio. Se c'è da portare un disagio lo si viene a portare nella parte sud di San Lazzaro, per cui si ha un po' questo timore. San Lazzaro che è già stata martoriata, usiamo questo termine, con anche la presunta colata di cemento che era prevista in quest'area, al momento scongiurata. Insomma, San Lazzaro davvero tartassata a Bassano del Grappa. Ma diciamo di sì, anzi togliamo dico di sì, perché comunque nell'ultimo periodo abbiamo dovuto lottare molto perché non vengano realizzate certe opere. Adesso sono in una qualche maniera bloccate, però bisogna vedere in futuro cosa possa succedere. Sicuramente San Lazzaro ha già dato molto e anche questa non ce l'aspettavamo sinceramente, soprattutto perché si sperava in una concertazione diversa, in un modo diverso di porsi, di operare. Invece c'è stato comunicato che viene fatto, non c'è la possibilità di dire nulla o fare nulla. Questa mattina ho tentato di parlare con l'assessore che mi ha detto: voi a San Lazzaro non volete nulla, questo ve lo tenete, perfetto. Però noi non è che abbiamo detto che non vogliamo una farmacia, un asilo nido, una banca, non lo so, un ufficio postale. Stiamo dicendo di no a una colata di cemento, stavamo dicendo di no a un autolavaggio che
non diciamo di no all'autolavaggio, ma nel sito specifico in cui è stato posizionato, e anche in questo caso diciamo di no a un possibile futuro campo nomadi. Io vorrei anche togliere anche in questo caso il possibile, alla fine diventerà un campo nomadi a tutti gli effetti. Tanta preoccupazione perché dice voi avete lavorato tanto per tenere rispettata al massimo quest'area verde nel cuore di Bassano del Grappa, e adesso? E adesso purtroppo abbiamo lottato 2 anni per avere la sbarra perché appunto era un campo nomadi. Ecco perché la fermo un attimo, la sbarra, chiedo ad Alessandro Costacurta di inquadrarla, è quella che vedete proprio alle nostre spalle, che va a impedire il transito dei camper, dei caravan. Dei caravan, appunto. E dopo devo ringraziare appunto l'amministrazione, no, perché abbiamo lottato 2 anni per la sbarra, no? E adesso sono loro che la tirano via per mettere gli zingari. Per me sono sempre zingari, anche se saranno brava gente, però c'era altre posizioni già fatte con l'acqua e tutto, no, però loro non le vogliono. E sì, le danno gratis. Ecco, questa qua è un'area pubblica, vogliamo ricordarlo, e voi non siete stati informati della cosa, non vi hanno chiesto vi va bene, vi va male, l'hanno messo e punto. È chiuso. Nessuno ci ha interpellato, guarda che facciamo questo, nessuno. Qual è la preoccupazione maggiore? Ha fatto che, te lo dicono a fatto compiuto, perché dopo che non venga un vero campo nomadi, allora... Abbiamo già il depuratore, abbiamo già un sacco di altre cose noi. Anche perché quest'area la teneva sempre pulita lei? Sì, questa qua l'ho sempre tenuta pulita io. E adesso? E adesso saranno i futuri zingari forse che la terranno pulita, non so. Io no. Lei dice basta, non la pulisce più. Ecco, ancora una volta voi dite il comune si è mosso senza interpellare i cittadini. Esattamente, ha fatto compiuto. Allora c'è rabbia. Non va bene, perché noi abbiamo sempre pagato le tasse, noi no. Non so, gli altri se le pagano, quelli che vengono qua, capito? Non lo so. C'è parecchia rabbia, cosa siete pronti a fare? Ma a questo punto c'è poco da fare, nel senso che oltre ad aver cercato il dialogo con l'amministrazione, io ho parlato con il sindaco non più tardi di un mese fa cercando di spiegargli che se questa benedetta famiglia dice di no a una casa data dal comune, dice di no a un altro appezzamento di terreno, dice di no a tutta una serie di cose, non capisco perché se un quartiere come quello di San Lazzaro dopo un'assemblea pubblica dice di no a questo possibile nuovo insediamento, invece lo si venga fatto. Mi devono spiegare perché se una famiglia dice no va bene, se dice no un quartiere invece non se ne tiene conto. Dopotutto, perché si deve anche ricordare una cosa, che in altre zone qui limitrofe altre famiglie di nomadi si sono comprati un pezzo di terreno, si sono comprati una casa e si sono autogestite. Invece qua il comune sta facendo quasi tutto, compreso le spese per l'allacciamento, sta spendendo circa 30.000 euro per tutti gli allacciamenti del caso. Non so questo se vada bene o meno, considerando anche che poi la proprietaria a nord del fondo ha già fatto ricorso al Presidente della Repubblica contro la determina fatta, perché per lei questo è l'unico accesso, e dice se mi piazzano lì tutta una serie di caravan, io da dove entro? Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Insomma, sono ancora tanti dubbi, i quesiti aperti, insomma vedremo come si svilupperà la situazione. Intanto Nicola, io ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Vanzato ai tuoi ospiti. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo a Treviso. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Saluto e ringrazio il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno e buon anno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, buon anno e buon 2024. Grazie per essere con noi, so che sta uscendo da un raffreddore, per cui cercherò di toglierla, di impegnare il meno possibile. Comunque, in ogni caso, con lei facciamo un po' il punto della situazione a Treviso del Capodanno, mentre
chiedo alla regia Francesca Pezzo e Alberto Videtta di far vedere un po' le immagini della Piazza dei Signori gremita per l'evento di Capodanno. Insomma, che Capodanno è stato in città, non sono mancati i vostri interventi. Sì, fortunatamente il maltempo non ha influenzato in modo troppo eccessivamente negativo la manifestazione di Capodanno e fortunatamente non ci sono state particolari criticità. Il comando aveva messo in campo ben 15 agenti, per cui la piazza era presidiata oltre che dalla polizia locale anche da tutte le altre forze di polizia, quindi il presidio di sicurezza ha funzionato molto molto bene e come possono dimostrare le immagini la gente si è divertita in modo intelligente, quindi è stata rispettata quella che era la prescrizione dell'ordinanza del sindaco Mario Conte del divieto di consumazione di alcol e di possesso di contenitori di vetro, quindi bottiglie e bicchieri all'interno dell'area della manifestazione, e comunque alla fine le pattuglie poste in campo hanno monitorato tutta la città e ripeto, non ci sono state particolari criticità o problemi. Solo 4 persone sono state sanzionate perché hanno scoppiato dei petardi non all'interno dell'area della manifestazione ma nell'ambito del territorio comunale, quindi l'ordinanza sindacale anche contro i fuochi e i petardi è stata fatta rispettare. Ecco, purtroppo non è andata sempre così nel resto della provincia, insomma ci sono stati eccessi alcolici diversi nella Marca trevigiana e anche, come abbiamo raccontato prima, anche a Pieve di Soligo, quel 26enne che è ferito gravemente al volto per il petardo che è esploso in faccia a Pieve di Soligo. Insomma, è stato comunque un impegno importante per garantire la sicurezza, anche per evitare eccessi. Sicuramente un impegno importante, andava garantito assolutamente. Un dato ulteriormente positivo è il fatto che fino ad oggi, cioè dal 31 adesso, non ci sono stati incidenti stradali. Quindi abbiamo chiuso la nottata di Capodanno senza alcun tipo di incidente, neppure con feriti lievi, quindi assenza per ora di incidenti stradali dal 31 fino a questo istante. Quindi continuiamo con questo bel messaggio, perché sappiamo che l'incidentalità in provincia di Treviso è un fatto purtroppo molto, molto grave. Abbiamo numerosi morti in tutte le strade della provincia. A Treviso abbiamo chiuso l'anno 2023 con un solo mortale, però abbiamo una serie di incidenti tutti i giorni. Fortunatamente abbiamo iniziato col piede giusto. Era mai successo che nei primi 48 ore non ci fossero incidenti in città? No, è una novità infatti che ho voluto evidenziare perché noi siamo abituati ogni giorno a registrare al mattino 5-6 incidenti, altrettanti anche nel pomeriggio. Ad oggi, quindi dalla mezzanotte del 1° di gennaio fino a quest'ora, non abbiamo registrato nessun incidente rilevato ovviamente dal comando di polizia locale, quindi dall'osservatorio del comando DPL. Allora, così è andata il Capodanno e quindi inizia un 2024 comunque di grande impegno per la polizia locale. Allora, volevo chiederle questo, si è parlato in questi giorni del parcheggio selvaggio, soprattutto negli stalli dedicati ai disabili, ma non solo. È un problema quello del parcheggio selvaggio a Treviso, forse anche dovuto alla non presenza di tantissimi parcheggi per la mole di traffico, ma è comunque una cosa ovviamente illegale, è una cosa che viola le regole, quindi è un fastidio, è un disagio, è anche sono situazioni che molto spesso danno fastidio, soprattutto quando gli stalli che vengono occupati sono quelli dei disabili. E allora da gennaio, mi corregga se sbaglio, quindi da questi giorni diventa attivo un targa system mobile, è così? Ci spiega come funziona e cosa colpirà, chi colpirà? Si conferma che purtroppo la sosta selvaggia è un problema che colpisce anche Treviso come tutte le altre città. Non è solo un problema di mancanza di parcheggi, ma anche di buona volontà che manca soprattutto in certi conducenti che pur di non fare 20, 30, 40 metri per trovare un parcheggio lasciano la macchina un po' ovunque. Dai dati che abbiamo rispetto all'anno scorso, quindi 23 rispetto al 22, abbiamo avuto un aumento di divieti di sosta pari al 7%, quindi siamo arrivati a ben 17.606 sanzioni per divieto di sosta. È per questo che in accordo ovviamente con l'amministrazione comunale verrà messo in campo questo nuovo targa system, che è sostanzialmente una telecamera montata all'interno della macchina della polizia locale, quindi con le insegne, e questo targa system andrà a monitorare e a registrare tutti quei veicoli che sono in divieto di sosta. Questo perché? Perché sappiamo che in determinate situazioni, ad esempio soprattutto in occasione dell'uscita delle scuole,
E in certe zone di Treviso questo è veramente un problema grosso che abbiamo cercato di affrontare con una presenza continua e massiccia e quotidiana degli ausiliari del traffico, però abbiamo situazioni in cui ci sono 30, 40, 50 auto contemporaneamente in divieto di sosta, spesso sulle piste ciclabili, e quindi è impossibile riuscire a sanzionare tutte le auto contemporaneamente. Con questo sistema che è omologato e grazie alla presenza di agenti di polizia locale, tutte le auto che potranno essere intercettate dal targa system in divieto di sosta potranno essere poi sanzionate, quindi invitiamo i conducenti a non rischiare la sanzione, a fare qualche centinaia di metri, se non 20, 30, 50 metri in più, ed evitare le sanzioni e soprattutto garantire la sicurezza stradale per tutti, soprattutto per pedoni e ciclisti. Dovrebbe bastare questo monito sulla sicurezza, ma spesso non basta. Allora ricordiamo cosa rischia chi viene trovato con un'auto in divieto di sosta. Beh, rischia una sanzione amministrativa che può essere circa sui 40 euro, poi dipende dal tipo di sanzione che viene emessa, il tipo di violazione che viene commessa, e soprattutto rischia anche la rimozione, per cui sia gli ausiliari del traffico che gli agenti di polizia locale hanno il dovere di rimuovere le macchine che sono in divieto di sosta con rimozione. Soprattutto per quanto riguarda i disabili, come lei ha giustamente citato prima, abbiamo avuto un aumento rispetto al 22 del 40% di multe appunto sugli stalli per disabili, per cui quest'anno continueremo questa azione, che è un'azione di civiltà nei confronti delle persone che hanno il pass e possono e vogliono giustamente parcheggiare all'interno degli spazi per gli invalidi, quindi continueremo questa nostra lotta di civiltà per garantire che gli stalli per disabili siano liberi e fruibili. Tecnicamente come funziona? Quindi ha un'auto che gira, che quindi può monitorare la situazione? Esattamente, un'auto che circola, che gira, che di fatto fa dei video e automaticamente registra le targhe. Queste targhe poi vengono elaborate dal sistema interno e viene inviata automaticamente il verbale ai proprietari. Insomma, avete capito, se ci state ascoltando, insomma non si sgarra, non si può sgarrare con questo sistema, e quindi è necessario davvero essere civili alla guida, perché è un pericolo, può essere un pericolo, e è ovviamente anche una cosa che non si deve assolutamente fare. Allora, un altro messaggio per il 2024. Il 2023 non è stato un anno semplicissimo anche sul fronte della sicurezza in città. Ovviamente non c'è solo la polizia locale in campo su questo, c'è anche la questura e ci sono anche i carabinieri, ma c'è sempre il solito quadrilatero un po' della difficile che ben conosciamo, ma anche altre situazioni, sempre più ragazzi protagonisti. Allora, in campo la polizia locale cosa può fare per questo 2024 per garantire un po' di tranquillità ai trevigiani? Beh, sicuramente il presidio del territorio, quello che abbiamo iniziato ormai da anni, e continueremo a farlo in queste zone, chiamiamole rosse, può essere la zona di via Fumicelli, e là in modo particolare, e non solo lì, potenzieremo la videosorveglianza. Abbiamo in campo un nuovo progetto che è stato condiviso con le altre forze di polizia, che presenteremo a breve alla prefettura, in modo tale da implementare ulteriormente gli occhi elettronici che servono soprattutto alle centrali operative della polizia locale e delle altre forze di polizia, per intercettare subito quelli che possono essere i comportamenti anche dei ragazzi che vanno oltre le regole. Quindi cosa farà il comune e il comando? Un nuovo sistema ulteriore potenziato di videosorveglianza. Quindi nuovi occhi elettronici nella zona di via Fiumicelli? Anche in quella zona, ma anche in tutte le altre zone, non solo del centro, ma anche dei quartieri. Si tratta di circa una 50-60 telecamere in più. E questo è un progetto che verrà presentato in prefettura di concerto con le altre forze di polizia? Certo, il progetto è già stato condiviso con questura e carabinieri, adesso stiamo riassumendo tutte le proposte che sono pervenute anche da queste forze di polizia, e entro pochi giorni chiederemo alla prefettura un incontro per presentare con il sindaco questo nuovo programma di installazione di videosorveglianza. E questo consente di avere in tempo reale, insomma, molto velocemente le immagini di quello che accade, quindi è importante anche per risalire subito ai responsabili. Esattamente, più occhi elettronici abbiamo in città e più la sicurezza si innalza. L'ultima cosa che le chiedo, come sempre, ci sono i due strumenti: da una parte ovviamente è quello repressivo, ma è inevitabile, dall'altra c'è anche quello, come dire, dell'educazione. Non è vostro compito, però insomma un messaggio ai tanti giovani che ci sono a Treviso, la maggior parte bravissimi ragazzi, ma insomma anche chi magari viene a Treviso magari da fuori per fare un po' di casino, tra virgolette, chiamiamolo così. Che messaggio dà il comandante della polizia locale di Treviso? Beh, giustamente lei ha detto che chi sbaglia paga, e questo è il nostro compito. Il compito delle polizie locali come delle forze di polizia è proprio quello di
cercare di sanzionare chi commette comunque dei reati. Quindi l'invito è di rispettare le regole con intelligenza. Benissimo, sagge parole per iniziare questo 2024. Le auguro un buon lavoro, sarà un anno impegnativo a lei e ai suoi uomini. Grazie al comandante Gallo. Grazie a voi. Grazie davvero. Restiamo a Treviso per parlare di una vicenda che ha fatto discutere e continua a far discutere. Parliamo dei senza tetto, alcuni di essi migranti ospitati da Don Giovanni Kirchner nella chiesa di Santa Maria del Sile. In questi giorni il dibattito è continuato, c'è stata anche una lettera di Don Giovanni che ha provocato anche una reazione da parte del sindaco Mario Conte. Le parole le ha pronunciate proprio nella nostra prima edizione, l'ultimo giorno dell'anno, era ospite di Lina Paronetto. A me dispiace che si sia creata questa situazione a Santa Maria del Sile. Ricordo che sia creata solo a Santa Maria del Sile. È evidente che Don Giovanni, che è un parroco che ha un cuore enorme, ha qualche difficoltà di dialogo, no? Soprattutto con le istituzioni, o forse è un po' ogni tanto scivola nella politica, e quindi capisco che oggi lui si trovi un problema con la sua comunità e cerchi di scaricare le responsabilità sul sindaco. Ecco. Seppur non chiamato direttamente in causa, Mario Conte risponde in maniera piccata alla lettera aperta di Don Giovanni Kirchner, il parroco finito nella bufera per aver accolto in chiesa alcuni migranti e senza tetto, scelta che ha spaccato la comunità di Santa Maria del Sile con una raccolta firme che chiede alla diocesi di trasferirlo. Ai nostri microfoni Don Giovanni preferisce non commentare, rimandando per l'appunto allo scritto, dove di fatto parla della mancanza delle istituzioni sul tema dell'accoglienza, deflagrata con la morte alla Piani dell'indiano Mandep Singh a inizio dicembre. Ma noi possiamo pensare di essere giusti in un mondo sbagliato? Si chiede il parroco, in una città ricca, piena di alloggi vuoti, che lascia la gente dormire in strada, che lascia la gente morire per strada. Da qui il tema della giustizia e il riferimento di Don Giovanni a Papa Francesco e allo stile di Gesù. Dalla parte del parroco Luigi Calesso. Secondo me a metterci la pezza devono essere le istituzioni che devono farsi carico di una capacità di accoglienza e di una capacità di dare risposta all'emergenza casa, che sta migliorando negli ultimi tempi ma che evidentemente non è ancora sufficiente, e l'amministrazione comunale in particolare deve farsi carico del problema e deve dire con chiarezza che non può stare dalla parte di chi accusa il parroco di un reato di umanità, ma deve stare dalla parte del parroco e di quella parte del quartiere, dei volontari che hanno deciso concretamente di intervenire e di fare qualcosa, perché ancora le istituzioni non fanno a sufficienza. Mario Conte però non ci sta. Sull'accoglienza, dice, Casugana fa il possibile sia con la Caritas che con la prefettura, anche nella gestione dell'ex Serena. Il primo cittadino rivela quindi un suo sospetto. Premesso che non chiama mai o non ha il telefono o si dimentica il numero, ma scrive, e tendenzialmente scrive sempre ai giornali. Ogni volta che fa un'azione così un po' più forte, tipo quella volta che ha dormito fuori con i migranti, piuttosto che questa volta, ci sono sempre i giornalisti, quindi mi viene un po' il dubbio che cerchi la strumentalizzazione, però io confido sempre nel buon cuore. Lui comunque sta facendo un lavoro importante da questo punto di vista. Il danno più grande è che oggi c'è una comunità che è spaccata. La cronaca nuovamente: ha minacciato la moglie con un coltello davanti ai figli di 18 e 6 anni e per questo un uomo è stato arrestato dalle volanti della questura di Verona. La vittima, una ucraina, è riuscita a chiamare il 113 riferendo che il proprio marito, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva agito violentemente nei suoi confronti, minacciandola anche con un coltello alla presenza dei due figli. L'agente, mentre la volante stava raggiungendo l'abitazione, ha continuato a parlare al telefono con la vittima, consigliandole di chiudersi con i figli in camera da letto in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I poliziotti hanno poi trovato l'esagitato in cucina con un coltello appoggiato sul tavolo e in evidente stato di ebbrezza. L'uomo si è subito arreso agli agenti, che hanno accertato come lo stato di violenza nei confronti dell'intero nucleo familiare andava avanti da anni, ma la donna non l'aveva mai denunciato. Adesso invece c'è stato questo intervento e l'arresto a Verona. La Guardia di Finanza di Rovigo ha invece sequestrato 4.500 litri di gasolio agricolo e di un'autobotte, denunciando un imprenditore. Il commerciante è stato pedinato
per vari giorni perché sospettato di utilizzare nel proprio camion gasolio destinato all'agricoltura e perciò a tassazione agevolata. Il mezzo è stato così sottoposto a un controllo trovando nel serbatoio di alimentazione gasolio agricolo senza che l'autotrasportatore ne avesse titolo. Il gasolio risultava colorato con denaturante tipico dell'uso in agricoltura, utilizzato appunto per marcare il prodotto destinato a quello scopo. Ancora la cronaca, torniamo nel Padovano, controlli della polizia nei casolari abbandonati dell'Arcella. Controlli della polizia nei casolari e capannoni abbandonati dell'Arcella in occasione del Capodanno e così, dopo le segnalazioni dei residenti per un via vai sospetto, gli agenti hanno controllato una piccola costruzione fatiscente trovando all'interno 2 giovani tunisini di 24 e 18 anni privi di documenti che sono stati accompagnati in questura e così si è scoperto che entrambi avevano fornito false generalità. In particolare uno dei giovani si era dichiarato minorenne, già noti alle forze dell'ordine per i reati di spaccio e accusati in questo caso di invasione di edificio. Sono stati entrambi arrestati ed espulsi. Il 18enne è stato trasferito in particolare al centro di rimpatrio di Gradisca di Sonzo in provincia di Gorizia. A Campodarsego invece è ritrovata un'auto rubata. Era stata rubata nel quartiere Arcella di Padova lo scorso novembre. Dopo 2 mesi, grazie alla segnalazione di un cittadino, gli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese sono intervenuti in via Frattina a Campodarsego e così nella mattinata di Capodanno il veicolo, una Fiat Uno, è stato restituito al legittimo proprietario. Dopo il furto, avvenuto forzando la portiera e il blocchetto di avviamento, era stata presentata una regolare denuncia di furto a Vedelago. Con ogni probabilità la vettura era stata abbandonata a Campodarsego perché era finita la benzina. È scomparso l'avvocato padovano Gian Mario Balduin. Aveva partecipato a molti noti processi importanti della cronaca in questi anni. Era stato anche il legale di Paolo Noventa, fratello di Isabella uccisa e il cui corpo non è mai stato ritrovato. L'hanno uccisa, secondo lui, direttamente in cucina, ma il colpo di mazzetta non potrebbe essere stato così forte da causare sangue a spruzzi. È scomparso a Abano, dove viveva con la famiglia, l'avvocato Gian Mario Balduin, volto noto delle cronache giudiziarie padovane. Legale di alto spessore, era apprezzato da tutti per le sue doti professionali ma anche umane, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno. Tra i suoi clienti più noti, alcuni esponenti della Mala del Brenta, il generale Dozier, rapito dalle Brigate Rosse, Paolo Noventa, fratello di Isabella, uccisa e mai più ritrovata, Mariano Molon, che sparò e uccise all'università e poi si costituì con la pistola ancora in tasca nel suo studio legale. Balduin, 72 anni, era malato dal maggio del 2020 e da quasi 2 anni era ricoverato all'Opera della Provvidenza Sant'Antonio di Rubano. I funerali si svolgeranno giovedì 4 gennaio nella chiesa del Sacro Cuore di Abano. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta per la nostra prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, l'ultima parte per parlare di turismo con la delibera di giunta che fa discutere, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, siamo a Venezia, si cerca di gestire un enorme flusso di turisti non solo con il ticket d'ingresso ma anche con un limite fisso per il numero di persone che fanno parte dei gruppi turistici. Stiamo introducendo questi nuovi correttivi per trovare un nuovo equilibrio tra i residenti, i visitatori e la nostra città così delicata e così fragile. Dal 1 giugno i gruppi organizzati in visita al centro storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello, condotti da guide turistiche o accompagnatori, non potranno più superare le 25 persone. Il provvedimento è contenuto in una delibera approvata dalla Giunta Comunale che riguarda la modifica del regolamento di polizia e sicurezza urbana e dovrà ora passare per il voto del Consiglio Comunale. Non più gruppi extra numerosi, non più gruppi senza limiti, ma ogni guida potrà accompagnare al massimo 25 persone. Introduciamo il divieto di utilizzo di amplificatori vocali, megafoni o altoparlanti e l'obbligo di cuffiette auricolari sopra le 10 persone per gruppo.
La delibera che pone un limite al numero di visitatori che compongono un gruppo turistico si inserisce, informano da Caffarsetti, in un più ampio quadro di interventi per migliorare la gestione del turismo in città ed è il risultato di una serie di passaggi e confronti con categorie ed operatori di settore. Un lavoro importante per rendere più sostenibile il turismo a Venezia, per evitare ingorghi e intralcio della circolazione, ma soprattutto per differenziare le nostre guide, le guide qualificate, le guide che hanno tutti i titoli, rispetto a un mondo caotico dove molto spesso c'è gente che si improvvisa guida e non rispetta la città e non rispetta i nostri centri storici. E per quanto riguarda il turismo, il bilancio per adesso invernale è molto buono per un'altra delle mete gettonate del Veneto, Asiago. Stagione turistica di quest'inverno 2023 molto buona in altopiano, soprattutto per quanto riguarda il Mordio e Fuggi, per il quale i due centri principali, Asiago e Gallio, stanno registrando numeri importanti. Questo primo scorcio della stagione invernale io lo vorrei definire con un doppio volto. Il primo, quello che non smette, grazie a Dio, l'incessante traffico pendolare dei turisti che giornalmente salgono e scendono sull'altopiano e quindi in qualche modo muovono l'economia enogastronomica soprattutto, mettere un po' a rilento, ma speriamo di poter recuperare nei prossimi giorni quello dei pernottamenti nei nostri alberghi qui a Gallio, ma in tutto l'altopiano, dove qualche defezione c'è, ma speriamo in questa dama bianca che forse già da domani potrebbe imbiancare le cime più alte dell'altopiano e quindi ritornare un po' a quello che è stata lo scorso anno una stagione da incorniciare, e speriamo di poter appunto recuperare in questi ultimi 5-6 giorni quello che abbiamo perso in questa settimana. Dal loro canto i comuni altopianesi hanno fatto di necessità virtù con un lavoro di riconversione del turismo prettamente sciistico a causa delle condizioni climatiche. Lo sci è una delle declinazioni dell'offerta turistica. Abbiamo tantissime altre possibilità di svago, le passeggiate, le camminate e tutto quello che riguarda lo stadio del ghiaccio, che riguarda appunto l'approfondimento della conoscenza di un territorio che presenta un ambiente incontaminato e unico, e questo ci dà la forza per dire affrontiamo serenamente la stagione turistica invernale anche con quella pochissima neve che c'è, che è legata all'innevamento artificiale. E per il Capodanno i nostri turisti che hanno scelto appunto Gallio e l'altopiano potranno godere di feste in giro per gli alberghi e ristoranti a non finire, quindi tanti auguri a tutti e buon divertimento da Gallio e dall'altopiano. Auguri a tutti e che sia un anno sereno, ricco di salute e di grandi soddisfazioni. Allora, per poter usufruire delle bellezze turistiche del Veneto ci servono ovviamente i soldi e salari bassi e precarietà contraddistinguono ancora nel veneziano, un po' dappertutto, ma specialmente nel veneziano, la differenza tra uomini e donne nel lavoro. C'è uno studio della CGIL di Venezia che ha sottolineato ancora questa forte disparità. Purtroppo come CGIL dobbiamo ancora una volta evidenziare come le donne anche qui siano discriminate nella qualità del lavoro, nella possibilità di crescita occupazionale, nella possibilità stessa di lavorare. Per il mondo del lavoro, uomini e donne sono diversi dal punto di vista retributivo, contrattuale e sociale anche nella città metropolitana di Venezia. Lo studio della CGIL su dati INPS e Istat disegna un quadro in cui spicca più di un dato significativo, a partire da quello che vuole l'82% degli uomini impegnato a tempo pieno e poco meno della metà delle donne invece con un contratto full time. Le donne hanno contratti che determinano retribuzioni più basse, purtroppo spesso anche retribuzioni precarie e soprattutto evidenziano una grave differenza salariale. Anche la disoccupazione parla due lingue diverse nel veneziano, doppia rispetto agli uomini tra le donne tra i 25 e i 34 anni, più che doppia dopo i 45. Tra gli uomini e le donne che lavorano invece le condizioni sono profondamente diverse anche dal punto di vista retributivo. Se guardiamo gli uomini assunti a tempo pieno hanno mediamente una retribuzione di 6.000 euro più alta delle donne, e se guardiamo i tempi indeterminati, quindi contratti stabili, questa differenza raggiunge addirittura i 9.500 euro. Quindi è evidente con questi numeri come c'è e come ci sia una forte discriminazione salariale delle donne anche nel nostro territorio. Servono interventi urgenti mettendo in cima alle priorità l'emergenza occupazionale femminile e l'emergenza salariale.
Parliamo di sanità adesso, la ricerca contro il cancro sempre molto importante, c'è un nuovo passo in avanti per il trattamento del cancro al pancreas. Il gruppo di ricerca diretto da Davide Melisi, docente di oncologia medica dell'Università di Verona e responsabile dell'unità di terapie sperimentali dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, ha identificato un nuovo bersaglio terapeutico, l'autotaxina, quale possibile fattore responsabile della resistenza delle cellule tumorali ai trattamenti chemioterapici. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Cancer Research. Il cancro del pancreas è un tumore per il quale ancora non esistono trattamenti con farmaci a bersaglio molecolare o immunoterapici, oltre ai classici chemioterapici, dichiara Melisi. Dal 2011, quando il nostro gruppo di ricerca è nato all'Università degli Studi di Verona grazie a un finanziamento startup AIRC, abbiamo dimostrato prima in laboratorio e poi in studi clinici l'attività di una classe di farmaci inibitori del cosiddetto Transforming Growth Factor beta o TG-beta. I dati raccolti con questo studio più recente aggiungono un anello importante al nostro filone di ricerca. Dimostrano infatti che il microambiente del tumore pancreatico e in particolare i suoi fibroblasti rispondono alla inibizione di questo elemento con la produzione di un nuovo fattore, l'autotaxina. Dunque c'è un nuovo passo in avanti per cercare di trattare il cancro al pancreas, appunto cercando di trovare soluzioni che non siano solo quelle chemioterapiche. A proposito di sanità, a proposito anche di situazioni delicate dal punto di vista della sanità, torniamo a parlare dei PFAS, quindi siamo nel Vicentino. Quasi ultimati i lavori per l'installazione dei filtri a carbone attivi nel centro idrico di Longa a Montecchio Maggiore. L'obiettivo è arrivare a zero PFAS. Obiettivo zero PFAS. È addirittura d'arrivo l'installazione dei filtri a carboni attivi nel centro idrico di Longa, collegato all'acquedotto di Montecchio Maggiore. È già stata realizzata la gettata di calcestruzzo che serve come base dove installare i primi 4 filtri, in linea con quanto già fatto nel centro idrico Natta. A questi potranno aggiungersi altri 4 filtri, secondo le necessità, una volta entrato a pieno regime il sistema. Verrà poi completato l'allestimento idraulico. Il filtraggio dovrebbe entrare in funzione entro la fine del mese di gennaio, con una capacità di trattamento potenziale di circa 2 miliardi di litri all'anno da immettere in rete. L'investimento fa parte del totale di quasi 37 milioni di euro tra costi e investimenti completati e previsti da Acque del Chiampo tra il 2013 e il 2029 per arginare l'emergenza PFAS. Sempre nel Vicentino, 24 immobili confiscati alla criminalità organizzata. Il comune di Poiana Maggiore ha illustrato il suo percorso amministrativo per poterli riscattare e metterli a disposizione della comunità. Abbiamo delle progettualità dedicate alle famiglie con disabili, progettualità dedicate a centri minori per diurni e poi un'importante collaborazione realizzata con l'Ater di Vicenza che prenderà in carico i locali, effettuerà gli interventi richiesti e poi li metterà sul mercato a canoni agevolati, sempre con particolare attenzione a famiglie con bisogni. È quanto il comune di Poiana Maggiore è riuscito a realizzare per il riutilizzo a scopi sociali di 24 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. L'amministrazione comunale ha illustrato il percorso complesso che ha intrapreso dall'aprile 2015, quando l'amministrazione è venuta a conoscenza dei beni confiscati sul suo territorio. In un contesto condominiale in zona centrale erano disponibili un ampio negozio, 8 appartamenti dai 50 ai 80 metri quadri, 9 garage e 6 piccoli magazzini, immobili acquistati con proventi illeciti provenienti dallo spaccio internazionale di droga. Un dato oggettivo di come non solo le grandi città, ma anche e soprattutto i piccoli comuni sono nel mirino della malavita per il riciclaggio dei proventi illeciti. Il riutilizzo di questi beni a scopo sociale ha messo a dura prova le capacità del comune. Un percorso sicuramente non facile, soprattutto per la mancanza iniziale di informazioni che abbiamo però recuperato nel corso del tempo. Siamo riusciti con la collaborazione di associazioni presenti sul territorio a presentare dei progetti di ampio valore sociale con il coinvolgimento di una vasta area territoriale.
Una storia a lieto fine che riguarda la ventina di lavoratori di una cooperativa del mercato agricolo del MAP sfruttati da 2 caporali. Siamo a Padova. Dopo l'allontanamento di questi ultimi, i lavoratori sono stati assunti direttamente dal grossista. 2 mesi dopo la denuncia di caporalato che aveva coinvolto una cooperativa che lavorava per un grossista del mercato alimentare di Padova, i lavoratori sfruttati sono stati assunti a tempo indeterminato e senza periodo di prova dal grossista stesso. Abbiamo ottenuto che questi lavoratori vengano assunti a tempo indeterminato, senza periodo di prova, direttamente dal grossista che prima usava l'appalto, e quindi adesso abbiamo 35 lavoratori assunti con un contratto equo che gli consente anche di guardare con maggior speranza al futuro. Sono una ventina di lavoratori bengalesi che avevano denunciato lo sfruttamento, facendo così aprire un'indagine della finanza. Alla fine i caporali sono stati allontanati e per i lavoratori ora si apre un nuovo capitolo con un lavoro sicuro e tutelato. Una storia a lieto fine che dimostra come il coraggio di denunciare lo sfruttamento abbia portato ad avere giustizia per i lavoratori. Questa è, una situazione che per una volta dimostra che comunque si possono portare a casa dei risultati positivi, e questo dobbiamo dire, lo diciamo in maniera molto chiara, è stato legato al fatto sicuramente del lavoro fatto da noi e dalla volontà dei lavoratori di mettersi in gioco in prima persona, anche dal grossista che comunque ha capito che la soluzione vera poteva essere questa da una parte. E l'altra cosa che ci preme sottolineare è che questa vicenda ha avuto questo esito nonostante l'assenza delle istituzioni, perché noi avevamo chiesto incontri in prefettura. Adesso parliamo dei saldi che in Veneto, i saldi invernali, partono il 7 di gennaio. L'obiettivo di Federmoda è di raggiungere un più 7% rispetto al 2023, anche se l'associazione avrebbe preferito posticipare l'avvio al 27 di gennaio. I presupposti per un avvio al fine mese rileva Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Veneto, nel senso che abbiamo attraversato una stagione particolarmente mite, lo sappiamo, con il risultato che le vendite non sono decollate. Spostare i saldi in avanti ci era sembrato logico e anche l'assessore regionale Marcato aveva offerto la sua piena disponibilità. Purtroppo in altre parti d'Italia l'hanno pensata diversamente, per cui il male minore è sembrato quello di ribadire la data del 5 gennaio per tutti, Valle d'Aosta esclusa, che parte il 3, in modo da evitare migrazioni di clientela da una regione all'altra. Quindi partono il 5 gennaio, ovviamente non il 7 come ho detto prima. Prevediamo, osserva Capitanio, di raggiungere un aumento del più 7% rispetto allo scorso anno, con una cifra pro capite che individuiamo in 145 euro, una spesa per famiglia di 310 euro, ovvero un po' meglio delle medie nazionali. Queste le previsioni per i saldi che partono il 5 di gennaio in Veneto. Adesso invece parliamo di una sentenza del TAR del Veneto, meglio dell'accoglimento di un ricorso di 2 aziende che erano rimaste escluse dal maxi bando di Azienda Zero per le pulizie negli ospedali del Veneto e nelle sedi anche di Giunta e Consiglio regionale. Sorpresa di fine anno per Azienda Zero, che si ritrova per le mani una doppia sentenza del TAR del Veneto che riguarda direttamente un servizio di grande importanza per la sanità e non solo, come quello delle pulizie. Con 2 sentenze pubblicate il 29 di dicembre, il Tribunale amministrativo congela in sostanza il bando per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per tutte le aziende sanitarie del Veneto, l'azienda ospedaliera di Padova, lo IOV, l'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, ma anche per le sedi centrali e periferiche della Giunta regionale, per le sedi del Consiglio regionale e per la sede dell'Istituto regionale Ville Venete. Un maxi bando da 370 milioni di euro che ha comportato, vista la posta in palio, complessi percorsi amministrativi. Il terremoto arriva dopo un breve braccio di ferro legale basato sui ricorsi presentati da 2 aziende escluse dalla gara per la fornitura di servizi. Le 2 imprese avevano fatto ricorso dopo l'aggiudicazione della procedura di gara suddivisa in 13 lotti. A luglio il TAR del Veneto aveva respinto una prima richiesta di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione proposta dalle aziende escluse, confermando in soldoni la procedura.
Ma entrambe le cause erano state rinviate all'udienza del 13 dicembre scorso. E nelle scorse ore è arrivato l'accoglimento dei ricorsi con l'annullamento contestuale degli atti impugnati, ovvero della gara. I motivi sono esposti in 2 voluminose sentenze che entrano nel merito dei ricorsi presentati dagli esclusi. C'è da dire che le aziende sanitarie si erano mosse in ordine sparso già questa estate, quando, proprio per il rischio di una paralisi di un servizio così importante, si era deciso di andare a contrattazioni temporanee, spesso con chi effettuava le pulizie e le sanificazioni nei mesi precedenti. Questa situazione ha comportato comunque variazioni di spesa per le singole ULSS, messi a bilancio con capitoli d'urgenza, e viene da chiedersi se questi prolungamenti comporteranno spese più alte per il pubblico. Resta da capire poi cosa accadrà adesso e quali saranno le ricadute per la sanità veneta di questo finale d'anno, letteralmente coi botti. Allora, andiamo ad Arcade. Allora, in questi giorni ovviamente si torna a parlare di Panevin, perché c'è l'allestimento di chi può realizzare i Panevin. C'è il tema dello smog, per cui in tantissime aree del Veneto non saranno realizzati i Panevin proprio per evitare eccessi di PM10. Sappiamo che il Comune di Treviso aspetterà davvero gli ultimi giorni prima del 5, tra il 5 e il 6, per decidere in base ai bollettini di ARPAV. C'è invece una zona, un comune dove si va avanti comunque, perché è il Panevin più noto di tutta la provincia di Treviso, è uno dei più noti del Veneto, quello di Arcade, dove la pira è già pronta. Vedo Anna De Roberto, buongiorno. Sì, Nicola, buongiorno. Allora, da Ponte della Priola ci siamo spostati ad Arcade perché, ebbene sì, lo vedete alle nostre spalle, è già pronto, 9,5 metri. Il Panevin ad Arcade è sacro, quindi, come dire, la discussione nemmeno è stata aperta, no? Quella legata allo smog a cui facevi poco fa cenno tu. 9,5 metri. Qui lavorano gli alpini da 3 giorni, hanno iniziato ad accatastare la legna già il 26, quindi giorno di Santo Stefano. Siamo con il presidente Rolando Migotto, capogruppo il segretario. La tradizione non si rompe ad Arcade, indipendentemente dai temi legati all'inquinamento e allo smog. Per voi è come dire, il Panevin ha radici troppo profonde. Brava. Allora, diciamo che sti ultimi anni qua che si parla tanto di inquinamento, secondo me, secondo noi, che innanzitutto non dobbiamo perdere la tradizione, però c'è un certo accanimento, diciamo, che però se guardiamo bene tutte le tempistiche, da quando viene acceso a quando viene spento, portiamo via tutto quanto, insomma non credo sia veramente quello il picco che fa andare sulle PM10. Naturalmente abbiamo avuto la prova che nei 2 anni di pandemia non era cambiato niente, quindi per l'amor del cielo non stiamo a noi a giudicare, ci sono gli strumenti per farlo, però non credo sia quello il Panevin, le tradizioni, perché è una tradizione ben profonda, come hai detto tu, e vogliamo che sia mantenuta, che vada avanti ancora a lungo. Allora, non so se Simone Merlo, che è qui con me e che ringrazio per la collaborazione tecnica, riesce a farvi vedere, ma in cima al Panevin sono state posizionate delle piante di bambù. Come mai, segretario? E poi, soprattutto, qual è il significato profondo del Panevin per voi? Beh, la prima domanda rispondo subito, è per una coreografia, per dare un po' più di slancio. Pur essendo 9,5 metri, ma andare un po' più di coreografia. Ne prendiamo altri 2,5, altri 3, bravissima, così con i bambù. Senza andare oltre il limite necessario. Il segreto profondo del Panevin è apotopraico, nel senso che risale ancora agli anni pre-cristianesimo. Era un modo per salutare il nuovo anno, la luce che si rinnovava dopo il solstizio d'inverno, ed tutte le genti antiche e tramandate fino ai nostri tempi, in sostanza, vedevano nel fuoco, nella luce, un nuovo inizio, una nuova speranza, vita nuova. Questo è il significato profondo del Panevin e vale la pena di mantenerlo proprio per questo, per non perdere anche le nostre radici cristiane, che sono la nostra identità. Quest'anno è stato un anno difficile, anche noi abbiamo raccontato una cronaca pesante, sì, importante. Ecco, voi come gruppo Alpini, che cosa augurate che questo Panevin possa darci? Visti i tempi che stiamo vivendo, auguriamo sicuramente prosperità, ma soprattutto la pace
pace fra tutti i popoli, pensiamo alle guerre vicine che abbiamo fra noi, qui a 1000 chilometri abbiamo l'Ucraina, la Palestina, Israele e la pace fra i popoli. La terra ospita tutti, c'è spazio per tutti, basta avere la volontà di fare le cose e superarle. Un po' come il Panevin, e mi allaccio il discorso del presidente, del capogruppo nostro, presidente, dicendo che appunto se si vuole fare le cose si possono fare. PM10, non PM10, basta voler fare le cose e ci raggiungono. Insieme si possono fare tante cose, grandi cose, insieme sempre. Grazie. E poi insomma il Panevin lo chiedono proprio i cittadini di Arcade, no? Sì, ormai qui ad Arcade, avendo eliminato tutti quelli che erano praticamente le appendici, tutti i Panevin che si facevano nelle contrade, perché una volta ogni contrada faceva il suo, abbiamo un po' buttato sta iniziativa di invece di fare 1000 Panevin, diciamo, ne facciamo uno solo in piazza e che sia per tutti, insomma, che sia di Arcade, il Panevin del paese di Arcade, di tutta la popolazione. Infatti si riconoscono talmente tanto i cittadini di Arcade, Nicola, nel Panevin che adesso sarà difficile inquadrarlo, non so se ce la facciamo, Simone, nel pannello che sta proprio vicino al comune, guardate, benvenuti ad Arcade, città del Panevin. Quindi ecco, adesso il sindaco e l'amministrazione comunale augurano tutti un buon 2024, ma proprio lo stesso monitor, insomma, che abbraccia la città dice proprio benvenuti ad Arcade, città del Panevin. Quindi sono gli stessi cittadini di Arcade che non hanno voluto quest'anno rinunciare al Panevin. Vi salutiamo con le immagini appunto della pira di 9,5 metri e io da Arcade restituisco la linea. Grazie davvero Anna De Roberto per questo tuo secondo collegamento. L'abbiamo sentito gli auguri degli alpini di Arcade, sentiamo gli auguri allora per il 2024 di un alpino doc come Giancarlo Gentilini. Skei, saluti e amore, il trinomio che io ho portato per tanti anni nelle aule del comune di Treviso. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini non ha rinunciato a stare in mezzo ai trevigiani neppure in queste feste. In vista della notte di San Silvestro, con tutta l'energia dei suoi 94 anni, si rivolge ai suoi cittadini. Che il prossimo anno sia foriero di sicurezza, di salute naturale, ma anche salute finanziaria. Ragazzi, perché il tempo è un po' difficile, ma la carica vitale che abbiamo noi trevigiani ci porterà alla vittoria. Un aumento delle nascite auspica Gentilini per il futuro, ma non solo. Per la città di Treviso mi aspetto maggiore sicurezza, perché non è possibile che la città di Treviso sia in mano ai ladri, ai delinquenti, eccetera. Quindi bisogna rinforzare l'ordine pubblico. Io devo girare la città di giorno, di notte, senza pericolo, e le mie famiglie devono essere sicure a casa loro. Città che al di là della criminalità comune deve superare anche il problema delle bande giovanili che creano disordini, in particolare nei fine settimana. Io dico, ragazzi, imitate quelli che vi hanno preceduto. Ma dico anche ai professori e ai maestri, ci vuole anche ogni tanto qualche punizione, non glissare. E la sveglia la suona Gentilini anche per i genitori che, dice, devono concentrarsi prima di tutto sui loro figli, mettendoli come priorità assoluta davanti al lavoro e a tutto il resto. Infine conclude. Un bacio a tutti e ci rivedremo col prossimo anno. A Pieve del Grappa adesso, dove si cerca di rilanciare il progetto di un'area termale, com'era di fatto, peraltro già fino alla fine del 1800. Il suono inconfondibile di una sorgente, che però non è una sorgente qualsiasi, è la sorgente termale dimenticata di Pieve del Grappa. Acqua che oggi finisce in un bacino di raccolta, ma che un tempo era il cuore di un centro curativo. Nico Cunial, perché questo bacino racchiude un tesoro? Perché custodisce le acque ferruginose che una volta, verso la fine dell'Ottocento, erano oggetto di una rinomatissima stazione di acque termali. Ecco, qui praticamente chi si veniva a curare?
ma si venivano a curare varie persone, si dice anche malati da malattie nervose, malati di vario genere, perché queste acque avevano delle proprietà terapeutiche molto importanti. E da buon architetto l'ex sindaco di Crespano racconta di come accanto alla cura ci fosse la bellezza della struttura che accoglieva i pazienti. Il Segusini aveva poi realizzato più o meno in questo luogo, ma oggi non si vede perché è ormai sopraffatto dalla vegetazione, aveva costruito un tempietto dove le persone venivano a bere l'acqua. Per intenderci, è lo stesso progettista del teatro di Serravalle Vittorio Veneto e di Palazzo Bertona Feltre, solo per fare degli esempi, e questo sottolinea la preziosità di questo luogo termale frequentato dalla nobiltà ottocentesca fino all'arrivo delle suore e la conversione in istituto scolastico femminile. Ed è in quegli anni che qui soggiornò l'allora patriarca di Venezia Giuseppe Sarto nella sua storica salita alla Madonnina del Grappa a Dorso d'Asino, ancora oggi ricordata con questa stele. Oggi quest'area da oltre 30.000 metri quadrati in cerca di un nuovo futuro dopo lo spostamento dell'istituto alberghiero a Fietta. Un futuro che potrebbe partire proprio dal passato con un grande centro termale. Un progetto che stava per realizzarsi in abbinata con la creazione dell'Asolo Golf Club, con il gruppo Benetton pronto a finanziare la riconversione da collegio ad albergo da proporre ai turisti sia delle spiagge che delle città d'arte. Un progetto oggi da rilanciare grazie alla rivoluzione arrivata con l'apertura della Pedemontana Veneta. Oggi, che potrebbe essere molto più accessibile grazie anche alla Pedemontana, ecco, tutta questa zona, pensando al Canova, pensando al Grappa, pensando alle ville che ci sono qua, potrebbe essere una zona che ha un potenziale enorme e bisogna saperlo cogliere però. E adesso lo sport, è un inizio d'anno importante per gli appassionati di atletica, soprattutto perché in questi giorni si tiene a Padova la convention internazionale di salto con l'asta, molti campioni che si sfideranno al Pala Indoor della Città del Santo. L'anno dello sport padovano si aprirà con una convention di livello internazionale, una 3 giorni legata al mondo del salto in alto con gare di atleti internazionali ed incontri con gli allenatori dei campioni. Tra gli atleti di livello internazionale che gareggeranno il primo giorno, quindi il 5 gennaio, e sarà una manifestazione aperta a tutti, e la sorpresa è il giorno dopo, dove è la convention riservata agli allenatori, e grazie a dei formatori avremo degli speaker di altissimo livello, quindi gli allenatori del neoprimatista del Mondo Duplantis, l'allenatore del precedente primatista del mondo che era la Villeni, e sarà come ospite anche l'allenatore di Sergei Bubka. Quindi abbiamo gli allenatori degli ultimi 40 anni di record del mondo di salto con l'asta, perché il primo record del mondo di Sergei è stato proprio al Golden Gala nel 1984. Perché proprio nella Città del Santo la leggenda Sergei Bubka realizzò uno dei suoi record. Sì, la tradizione dello sport a Padova è una tradizione importante, dell'assalto con l'asta in particolare. Io credo che sia veramente un orgoglio poter annunciare questo convegno straordinario che sarà preceduto il 5 anche da una gara fra top atleti, perché Padova 5, 6 e 7 di gennaio ospiterà questo convegno che è il più importante al mondo, lo possiamo dire con grande gioia per la qualità dei relatori che interverranno. Alle gare parteciperà anche la campionessa veneta Elisa Molinarolo, atleta delle Fiamme Oro, che inaugura a Padova un anno molto importante. Sono felicissima di iniziare la stagione del 2024 in casa, in un ambiente sicuramente stimolante e confortevole, perché è quello dove mi alleno tutti i giorni. Il 2024 sarà un anno veramente intensissimo di eventi, i mondiali a marzo, gli europei a Roma in casa a inizio giugno, poi le Olimpiadi a Parigi, quindi quale modo migliore se non iniziare in casa la stagione. Complimenti a tutti gli atleti, siamo in chiusura. Prima di lasciarvi al vetro vi ricordo l'appuntamento con il film fra pochissimo, subito dopo, un classico hollywoodiano degli anni 50, L'albero della vita di Edward Dmytryk del 1957, con una coppia d'oro di quegli anni, Elizabeth Taylor e Montgomery Clift. Vi lascio anche questo aneddoto: fu durante
la lavorazione di questo film del 57 che Montgomery Clift fu vittima di un gravissimo incidente stradale dal quale sopravvisse ma rimase sfigurato, dovette subire una serie di interventi chirurgici che cambiarono di fatto le sue fattezze e un incidente che ne stroncò di fatto la carriera, che poi proseguì molto più lentamente e si chiuse poco dopo per uno dei più bravi e anche sfortunati attori degli anni 50, Montgomery Clift. Quindi l'albero della vita subito dopo il meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Inizio del nuovo anno con il flusso perturbato atlantico sull'Europa che potrebbe interessare marginalmente l'Italia. Vediamo il dettaglio di martedì 2 gennaio. Sul Veneto estese nebbie al mattino, cielo dunque molto nuvoloso. In serata e nella notte tra martedì e mercoledì la nostra regione potrà risentire di qualche pioggia. Proseguirà il clima piuttosto mite con temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà grigio e coperto. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi dei piovaschi a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui molte nubi, con qualche schiarita soltanto sui settori di confine nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 7-9 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.